Alla nostra maratona elettorale stiamo commentando la vittoria di Nicola Finco, che sta arrivando qui nei nostri studi per le sue prime dichiarazioni da nuovo sindaco di Bassano del Grappa. È finita poco fa finito lo scrutinio dei voti del ballottaggio. Nicola Finco ha vinto su Roberto Campagnolo, ha vinto per 500 voti, qualcosa di più, con un'affluenza piuttosto bassa, però il risultato è questo, è acquisito. Noi abbiamo in studio con noi ora Mariano Scotton, grazie per essere venuto. Buonasera a tutti. L'unico esponente di Fratelli d'Italia che andrà in Forza Italia. Chiedo scusa, Forza Italia è qui capita abbiamo molte forze politiche, succede, mi perdoni la gaffa, di Forza Italia in Consiglio Comunale. Però stiamo vedendo i dati. Prima di andare al nostro ospite, chiedo alla regia di farvi vedere i dati, perché sono già divisi per forza politica. Allora, Forza Italia ha portato a casa 721 voti che a conti fatti sono determinanti per il risultato finale. Vediamo che l'azionista di maggioranza in questa coalizione è Fratelli d'Italia con 2.297 voti. Finco, sindaco per Bassano, è la lista di Nicola Finco, ne fa 2.287, 1.690 ne fa la Lega, 1.446 impegno per Bassano, 721 Forza Italia, 373 la Democrazia Cristiana. Poi andiamo a vedere anche quelli della controparte, però questa è una fotografia della situazione attuale. Dicevamo 721 voti permettono di portare a casa il risultato. Sì, vorrei dire che siamo stati abbastanza determinanti. Questo perché ovviamente 720 voti hanno spostato la situazione sia nel momento del ballottaggio e sia anche poi, sia prima quando abbiamo fatto il primo turno, ma anche nel momento del ballottaggio. Questo, voglio dire, è una cosa estremamente, credo, importante, perché secondo me nelle amministrative la logica qual è? Quella di allargarsi sempre di più, in questo caso verso il centro, e questa è stata un po' la nostra scelta. Io ho parlato di grande centro a suo tempo, perché ovviamente volevo spostare il più possibile verso questo centro, voglio dire, l'elettorato e anche il sostegno. È venuto, seppure non quanto mi aspettassi, perché mi aspettavo sicuramente un risultato superiore, però è stato comunque estremamente importante. Io devo ringraziare ovviamente tutta la mia squadra che ha corso e tutte le persone, circa 250, che mi hanno sostenuto segnando il nome Scotton sulla scheda. Quindi per me è stato un risultato positivo dal punto di vista personale, ma anche come squadra e quindi anche e vorrei dire anche come coalizione, al punto tale che alla fine l'abbiamo spuntata. La cosa che veramente mi dispiace è che pochi cittadini si recano a votare. Questo è un dato su cui bisogna molto riflettere, perché il sindaco di Bassano del Grappa ha praticamente una percentuale intorno al 20-25% dell'elettorato bassanese. E qui secondo me bisogna fare una forte riflessione per far sì di portare il più possibile nelle prossime elezioni, nel futuro, le persone a votare, perché credo che sia un segno di grande democrazia andare al voto. Dopo parliamo anche di questo disamore per il voto da parte dei cittadini, però guardando la compagine di maggioranza ci sono sei partiti, togliendo la Democrazia Cristiana che non esprimerà una presenza in Consiglio Comunale, 5 partiti in maggioranza. Bisogna un po' mettersi d'accordo su chi fa cosa. Ma secondo me il fatto che ci siano varie anime credo che sia un valore aggiunto, perché poi sarà a Nicola fare la sintesi di tutto questo, ma credo sia un valore aggiunto. Io credo proprio che tante idee messe sul tavolo poi possono dare degli ottimi risultati. Chiaramente tutte le persone coinvolte devono essere molto intelligenti e anche molto rispettose delle idee degli altri. Ecco, però a parte il numero, a parte il fatto di essere molto affollati come maggioranza, è una maggioranza che ha una forbice molto ampia, perché Finco si è presentato come un rappresentante anche di moderati. C'era un centro molto forte, era il nuovo centro, che poi si è apparentato con Fratelli d'Italia, che non è propriamente una forza centrista, quindi anche a livello politico, a livello amministrativo, poi magari Finco può fare
può benissimo fare una sintesi. A livello politico però è difficile fare una sintesi. Ma direi che a livello proprio di amministrazione, proprio la legge dell'amministrazione è proprio questo, ci sono due forze, una da una parte e una dall'altra. Per cui vediamo che anche a livello nazionale ci sono i Fratelli d'Italia con Forza Italia, con la Lega, con delle idee a volte non proprio consone, tutte che possono andare verso la stessa direzione, ma poi trovano una sintesi, come pure dall'altra parte dove c'è il PD e ci sono i 5 Stelle. E quindi è chiaro che la logica proprio del regolamento diciamo così, delle amministrative è proprio di creare una forza più ampia possibile. Chiaro che poi ci possono essere dei problemi e proprio come dicevo prima è lì che le persone che devono governare e guidare la città devono essere intelligenti, devono essere sensibili, devono essere rispettose delle idee degli altri, e io sono convinto che Nicola abbia la leadership e anche le esperienze per guidare al meglio la coalizione, seppure così ampia. Un'ultima domanda, poi la lasciamo andare a festeggiare in piazza, perché ci dicono i nostri colleghi che si sta radunando un certo gruppetto proprio in piazza per i festeggiamenti. Lei ha curato, c'è da dire anche in modo molto interessante, la cultura sportiva di Bassano. Le piacerebbe riprendere in mano questo lavoro che ha portato avanti negli ultimi tempi, a parte una parentesi preelettorale in cui le è stata tolta la fascia, diciamo? Ma insomma lasciamo perdere le vecchie cose, le vecchie polemiche, che non è una cosa da ricordare. Lo citavo come esempio, come cronografia. Io sono un uomo di sport, nel senso che la mia vita è fra i ragazzi e nel mondo dello sport, visto che sono anche presidente di una federazione, quindi ho rapporti ampi con tante federazioni ed è una cosa che mi piace, è la mia vita, per cui se Nicola penserà nel suo gruppo che io faccia questo tipo di attività, ben venga, però ovviamente tutti sappiamo che le deleghe sono da parte del sindaco e quindi bisogna sentire cosa dirà il sindaco nel momento in cui darà le sue deleghe. Allora, ringraziamo Mariano Scotton, grazie per essere stato con noi, ci rivediamo in Consiglio Comunale, in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora dell'invito, grazie, arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo il nostro ospite, andiamo avanti. Allora, noi stiamo aspettando di poterci collegare con la piazza per vedere i festeggiamenti, le prime fasi dei festeggiamenti del vincitore Nicola Finco. Abbiamo sentito poco fa Roberto Campagnolo che a urne ormai quasi chiuse, ma mancava solo l'ufficialità, ha allargato le braccia e ha detto vabbè, è andata così, noi siamo pronti per fare opposizione, la faremo a modo nostro. È un buon risultato, secondo la lettura di Roberto Campagnolo, quello portato a casa dalla coalizione di centrosinistra, e fra poco avremo un altro importante esponente del centrosinistra, ma prima di tutto chiedo alla regia se abbiamo novità dalla piazza per poterci collegare. Ok, allora presentiamo il nostro ospite, poi andiamo in piazza perché si sta radunando davvero una certa folla. Gianni Zen, grazie per essere venuto grazie qui. A voi, grazie a voi. Dicevamo, con chi l'ha preceduta poco fa, Tasca del PD, in questo momento sedersi qui, metterci la faccia, non è cosa da tutti, dopo questa campagna elettorale, dopo questi risultati. Grazie per la sua, come sempre, per la sua correttezza. Che cos'è successo oggi? Beh, oggi è successo che gli elettori a Bassano si sono espressi e hanno decretato per 500 voti la scelta come sindaco di Nicola Finco. Ovviamente il voto popolare si rispetta, noi prendiamo atto ed è l'occasione per noi di riflettere sulle ragioni e di capire anche se quel movimento che è nato da un bel gruppo di trentenni, che ha portato poi anche alla mia candidatura, perché io non mi sono candidato, io sono stato candidato da questo gruppo di giovani in gamba, possa diventare davvero un investimento, e credo che anche 5 anni di sana opposizione possa essere un investimento, perché fra 5 anni appunto possiamo ritrovarci qui magari con un esito diverso. Certo, allora prima di proseguire con il nostro ospite andrei a sentire Monica Smiderle, che è in piazza con un esponente di Fratelli d'Italia, vediamo alle sue spalle che comincia a radunarsi una certa folla. Monica, aggiornaci.
La piazza sta aspettando l'arrivo del sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Con me adesso c'è Stefano Monegato, un volto storico della politica bassanese, volto di Fratelli d'Italia. Mi diceva, ho fatto tante campagne elettorali, ma questa è stata davvero difficile. Sì, è stata una campagna molto difficile anche per le divisioni nel centro-destra e sappiamo che il nostro elettorato non ci vuole divisi. Alla fine la gente ha capito e si è polarizzata tra il centro-destra e una sinistra che era un po' troppo spostata a sinistra e ci ha dato ragione. Senta, Fratelli d'Italia si è compattata con Nicola Finco dopo il primo turno, no? Con gli apparentamenti. Adesso che ruolo avrà all'interno del nuovo governo? Sì, sicuramente è venuto anche naturale l'apparentamento. Abbiamo persone competenti nella lista che sono state elette e porteremo avanti sicuramente il bene di tutti i bassanesi, anche quelli che non ci hanno votato, perché il bene supremo è la città di Bassano. Senta, si aspettava questo risultato così vicino? Diciamo che con il calo di votanti non ci favoriva sicuramente, vuoi che siamo a fine giugno e vuoi una certa disaffezione dell'elettorato, poteva portare più voti alla sinistra e invece fortunatamente abbiamo vinto per 500-600 voti e quindi va bene così. Allora Ferdinando, noi come ti dicevo siamo in attesa dell'arrivo del sindaco Nicola Finco e naturalmente quando lo vedremo arrivare qui in Piazza Libertà vi chiederemo immediatamente la linea. Ringrazio Stefano Monegato e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie al tuo ospite. Noi torniamo dal nostro ospite Gianni Zen. Allora, anche oggi in tutti gli ospiti che abbiamo avuto qui hanno parlato di è il momento come del gruppo dei giovani e i giovani hanno detto non chiamateci giovani perché non lo siamo, abbiamo tutti qualche anno, ovvio l'età media è molto più bassa rispetto alle altre forze politiche, ma non siamo giovani, non siamo ragazzini, siamo professionisti nel mondo del lavoro ormai da anni, però sono visti come giovani. Dov'è che bisogna mettersi d'accordo qui? La differenza è molto semplice. I giovani non possono più essere considerati delle cornici funzionali agli adulti, ma è un pensare giovane che è venuto fuori e hanno chiesto a me di rappresentarli perché, lo posso ammettere, il vecchio preside qualcosa di buono evidentemente nella vita ha fatto, visto che ho sempre avuto la fortuna di vivere in mezzo ai giovani e questa è una cosa bellissima, è un moto di speranza rispetto al fatto drammatico della bassa affluenza alle urne, cioè vuol dire che la stragrande maggioranza, la maggioranza dei cittadini non si riconosce. Certo. E credo sia giusto un periodo anche di allenamento perché possano uscire delle proposte che recuperino quella che è la fiducia dei cittadini. Se un comune non riscopre o non fa riscoprire ciò che è comune, cioè una comunità, è chiaro che tutto diventa più difficile perché chiunque vinca rappresenta comunque una piccola minoranza. Però c'è da dire che effettivamente i cittadini vi hanno premiato come lista, come proposta, a livello di singole proposte è stata quella che è stata più apprezzata, quindi vuol dire che è piaciuto proprio il modo, l'aria fresca, la novità, a parità di proposte perché ogni gruppo aveva le sue, ogni candidato aveva le sue, c'è chi voleva la discesa in un modo, la chiusura nell'altro, la scuola qui. Voi avete dato una ventata di freschezza. Sì, e mi piace pensare di aver aperto un laboratorio, di aver aperto una breccia rispetto al modo tradizionale di far politica che ha portato le contrapposizioni che sappiamo. È chiaro che Nicola Finco ha una grossa responsabilità perché mettere insieme i cocci di un'alleanza dopo quello che è successo non sarà facile, operativamente vedremo e noi faremo un'opposizione in positivo perché noi siamo stanchi di vedere la lotta senza limiti che abbiamo in qualche modo sperimentato in questi anni e quindi faremo le nostre proposte in modo positivo e vedremo un po' se raccoglieranno. Tanto è vero che abbiamo anche coniato un piccolo slogan: vietato non copiare. Quindi fate voi, perché avete la maggioranza, fate voi delle proposte che noi facciamo nel senso della vostra responsabilità anche di farle approvare, però
non abbiamo timore di essere copiati. Però dicevamo, con questa situazione avete anche voi una bella responsabilità, perché quella di fare un po' da collante di un mondo, quello dei giovani o dei non più giovanissimi, diciamo così, che è stato abbandonato completamente dalla politica e che adesso ha bisogno di qualcuno con cui parlare all'interno del palazzo, perché altrimenti, chiusa la campagna elettorale, finito il giro dei candidati che vanno col santino a chiedere mi raccomando votami, poi per altri 5 anni il rischio, perché naturalmente dobbiamo vedere cosa succede, è quello che queste fasce della popolazione vengano dimenticate di nuovo. Questa è la nostra sfida, tant'è vero che il gruppo ovviamente non demorde, ma continuerà, aprirà nuovi tavoli tematici aprendoli a tutti, alle diverse fasce d'età, in particolare con quell'occhio, dicevo, giovane, nel senso di ragazzi che comunque sono trentenni, 35 anni, professionalmente sono di alto livello e quindi capaci anche di interloquire. Pensiamo a un network con tutti i bassanesi che vivono nel mondo e che possono aiutarci a come far rivivere anche in termini qualitativi quelle che sono le istanze sociali che magari oggi non trovano più in qualche modo un riferimento. Però io le faccio un'altra domanda. Lei è abituato a parlare col mondo dei giovani in senso complessivo. Ci sono dei giovani con cui nessuno parla, sono i neo elettori, sono quelli sotto i 18 anni, è un altro mondo, è tutta un'altra parrocchia. I 18, la fascia 18-30 è un mondo che ha un linguaggio tutto suo, delle dinamiche tutte sue, che rischia di andare completamente perduto fino a poi qualcuno per motivi personali, di cultura, di famiglia, di appartenenza si avvicina, ma c'è tutta una fascia che la salutiamo se non stiamo attenti, sì. O forse l'abbiamo già salutata. Io non sono così sfiduciato, secondo me ci sono due cose qui, da un lato la sfiducia è legata al fatto che sono gli adulti stessi, dal loro punto di vista, che non sono credibili. Perché molte volte tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per cui il problema è la credibilità, per cui la credibilità è un valore che si spende solo una volta nella vita, una volta bruciata è bruciata per sempre. Dall'altra parte ci sono i linguaggi, le sensibilità. Quali sono i valori oggi che in qualche modo ispirano la vita dei giovani? E qui dobbiamo creare le occasioni per la sana partecipazione. La libertà è partecipazione. Lo diceva anche una canzone di qualche anno fa. Il grande Gaber. Ma prima di parlarne torniamo da Monica Smidel. Monica, è tutto pronto per la grande festa? Vediamo che sono sempre di più gli esponenti del centrodestra che si radunano in piazza. Monica Smidel, allora torniamo in studio, no, forse Monica c'ha... Allora, torniamo dal nostro ospite. C'è stato un piccolo salto di tecnologia, succede in questi momenti. Allora, dicevamo, libertà e partecipazione e torniamo sempre lì. Come si fa a riattivare la partecipazione in una situazione come questa in cui i numeri degli elettori sono veramente sconfortanti e non solo a Bassano? Allora, noi ci siamo posti questa domanda partendo dal vissuto delle persone, le quali non chiedono le grandi cose, o meglio, da subito chiedono semplicemente di essere riconosciute nel loro vissuto quotidiano. Quali sono i piccoli, grandi problemi che ogni persona, ogni famiglia vive nel proprio quartiere? E poi è ovvio che ci sono anche le grandi questioni sulle quali in qualche modo ci siamo spesi in questa campagna elettorale. E credo che su quelle dovremo tornarci in modo tale da garantire anche una comprensione. Un attimo che sistemiamo il microfono, perché succede anche questo nelle dirette. Ci perdonino i nostri telespettatori. Ecco qua. Allora, chiediamo scusa ai nostri telespettatori, poi magari lo sistemiamo ulteriormente, ma sì. dicevamo allora, cambiamo completamente discorso, parliamo della Bassano di domani. Voi avevate delle proposte, avevate delle idee, Finco magari ne ha delle altre, Campagnolo ne aveva altre ancora. Secondo lei di che cosa ha bisogno Bassano domani mattina? Domani mattina Finco va in comune, apre
la porta, si siede sulla scrivania del sindaco, le prime carte che devono arrivargli lì, e non di idee o strategie, di cose da fare, un progetto a cui sottoporre una firma, secondo lei? Allora, noi con Finco, con la delegazione di Nicola Finco, ci abbiamo parlato perché noi abbiamo dialogato con tutti prima di decidere dell'apparentamento con centro-sinistra, ovviamente sulla base dei valori e dei programmi, e ci siamo trovati anche con Nicola Finco e la sua delegazione e abbiamo discusso di programmi, abbiamo considerato alcune priorità. Ad esempio, a noi piacerebbe pensare, al di là del riscoprire fili conduttori di tutti i nostri bassanesi che sono in giro per il mondo, ci piace pensare al tema degli anziani, che sarà una bomba a orologeria, e su questa abbiamo anche opzioni diverse e su questa ci confronteremo. Allora, noi ringraziamo Gianni Zen per essere stato qui con noi. Ovviamente ci sarà tempo e modo di riparlare di tutto questo, perché i temi soprattutto del momento sono tanti e interessanti. Grazie ancora e la ringraziamo, la salutiamo. Noi torniamo alla nostra diretta perché forse abbiamo qualche novità da dare ai nostri telespettatori. Grazie mille. Grazie a lei, direttore. Allora, andiamo avanti con la nostra maratona. Abbiamo avuto ospiti di tutti gli schieramenti politici, ma alla fine il vincitore è solo e solamente uno, è Nicola Finco. Il titolo nostro lo dice piuttosto chiaramente: Bassano, Finco, sindaco. Nicola Finco è il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, vince una tornata elettorale estremamente complicata, estenuante per tutti, perché, lo ricordiamo, è iniziata molto in anticipo. Possiamo dire che è iniziata mesi fa, quando ci si è iniziati a chiedere chi sarà il candidato del centrodestra, chi sarebbe stato il candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Bassano del Grappa. Da lì è partita tutta una situazione estremamente complessa, che ha portato a fratture, che ha portato a ricongiungimenti, che ha portato a nascite di nuove alleanze, a nascite di nuove forze politiche. Avevamo qui con noi poco fa Gianni Zen, che ha portato avanti il concetto di È il momento, che poi si è apparentato con Roberto Campagnolo, ma alla fine il vincitore di questa tornata elettorale è uno solo, e ce l'abbiamo qui noi in studio: Nicola Finco, nuovo sindaco di Bassano. Sindaco, complimenti. Grazie, è stata una lunga, campagna elettorale che è iniziata ancora, l'autunno scorso con le prime mosse, poi primi dell'anno abbiamo scaldato i motori e oggi è arrivato questo importante risultato, quindi il merito va sicuramente a tutta la squadra, a tutti i consiglieri che hanno corso, alla città che mi ha dato una mano in questa bellissima campagna elettorale. Chi la dura alla fine la vince, no? E quindi penso questo sia un grande risultato ovviamente per tutta la mia coalizione, e adesso ovviamente dobbiamo metterci subito al lavoro per questa città. Allora, prima di tutto sappiamo che l'aspettano in piazza, però le prime dichiarazioni ufficiali arrivano qui nel nostro studio. Prima di passare alla parte politica amministrativa, c'è un libro grosso così da scrivere su Bassano e su quello che è successo a Bassano. Partiamo, come spesso succede qui a Rete Veneta, dal punto di vista umano, perché per noi è importantissimo sempre il fattore umano. Qual è il suo stato d'animo adesso? Prima l'uomo Nicola Finco, dopo il sindaco abbiamo tempo di intervistarlo. L'uomo Nicola Finco. Sono felicissimo perché ho un'esperienza amministrativa di 14 anni, però fare il sindaco della propria città è un onore perché vuol dire che la tua gente ti premia, la tua gente ti sostiene. E in politica a me mai nessuno ha regalato nulla, perché dove sono sempre arrivato con le mie forze e con le preferenze e con i voti. E venire premiato dopo 14 anni di amministrazione regionale con il ruolo di sindaco di Bassano del Grappa, che ricordiamocelo è l'8ª città del Veneto, mi riempie di orgoglio, di responsabilità, però mi sento anche di avere la capacità, la forza e la squadra giusta per veramente dare una svolta a questa nostra bella città. Quindi ovviamente le emozioni che sto provando sono tantissime.
Però ovviamente insomma sono stracontento e adesso insomma mettiamoci adesso qualche ora di divertimento e poi ci mettiamo subito al lavoro. Noi dovremo aggiornare le nostre grafiche, dovremo dire Nicola Finco, sindaco di Bassano, perché finora l'abbiamo sempre inserito come Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. A proposito, la sua carica di vicepresidente del Consiglio regionale decade, resta valida? Che cosa succede adesso? Giusto per mettere in prospettiva le varie cose. Adesso nel giro di qualche giorno io dovrò dimettermi sia da vicepresidente del Consiglio regionale e anche da Consiglio regionale. Il mio posto verrà preso dall'ex sindaco di Posina, Andrea Cecchelero, e lui farà questo percorso fino alla scadenza dell'amministrazione regionale, che sarà a settembre del prossimo anno, quindi 2025. E ecco, quindi ovviamente i ruoli sono incompatibili, quello tra sindaco e consigliere regionale, però veramente ho voluto proprio anche candidarmi perché Bassano è una città stupenda e penso che per tutte le persone che fanno politica il sogno principale sia quello di amministrare la propria città, e soprattutto se una città come Bassano è un motivo in più. L'ha detto anche qualche giorno fa Alberto Stefani, il segretario regionale della Lega, il quale ha sempre detto: Nicola Finco è una persona a cui va dato atto di un grande coraggio, perché mettere in gioco il proprio ruolo in Consiglio regionale per fare il sindaco di Bassano per il solo motivo di voler dare una mano alla propria città, insomma, non è da tutti. E abbiamo visto, era qui presente poco fa, che Paolo Bordignon, vice sindaco di Rosà, ex sindaco di Rosà, che era umanamente emozionato per questo passaggio di grado, chiamiamolo così. Quindi non sono solo molti gli amici politici, sono tanti anche gli amici personali che è riuscito a farsi in questi anni. Sì, perché nel corso degli anni si crea una rete sì di amicizie da un punto di vista amministrativo, ma anche di amicizie vere da un punto di vista personale. In molti mi dicevano: ma come fai, vuoi abbandonare il ruolo di consigliere regionale per andare a fare il sindaco? Io penso che chi fa politica non lo deve fare solamente per le stelline, no? per il titolo che guadagna all'interno di un'istituzione piuttosto che un'altra, ma deve dedicarsi sempre per il proprio territorio e per la propria popolazione. E quindi quando mi è stato chiesto qualche mese fa di mettermi a disposizione della mia città, l'ho fatto con il cuore, perché conosco le potenzialità di Bassano, perché comunque in questi 14 anni anche da consigliere regionale mi sono sempre dedicato alla mia città, perché comunque il mio cuore qua, e quindi insomma i cittadini bassanesi mi hanno premiato. Non è stata una corsa semplice, perché ovviamente sono partito con una coalizione dove il centrodestra era spaccato, dove c'era un sindaco uscente, in molti mi davano per quarto, quinto, per ultimo, alla fine sono arrivato al ballottaggio e adesso ho vinto anche questa sfida. Ecco, l'impegno è quello che mi prendo fin da subito, e ci tengo proprio anche a precisarlo, che Nicola Finco sarà il sindaco di tutti, ok? E questo ci tengo proprio a precisarlo, perché è una città che oggi ha bisogno di ricompattarsi, di riunirsi. È una città che ha visto comunque la presenza di 14 liste, di 5 candidati sindaco, e questo testimonia anche una frattura che voglio assolutamente risanare, nel pieno rispetto di ovviamente coloro che mi hanno votato, ma anche di coloro che non mi hanno votato. Quindi questo è l'impegno che mi prendo nei confronti di tutta la cittadinanza bassanese. Io chiedo alla regia di farci vedere la maggioranza, magari Nicola Finco ce la conferma anche, quella che sarà la sua maggioranza a partire dal primo consiglio comunale: Giovanni Baggio, Patrizia Fietta, Luca Faccio, Gianni Castellan per quanto riguarda Finco sindaco, Andrea Viero, Elena Lonardò, Giada Pontarollo per la Lega, Mariano Scotton per Forza Italia, Andrea Zonta, Monegatto, Stefano Giunta, Gianluca Pietrosante per Fratelli d'Italia, Marina Bizzotto, Federica Finco, Paolo Bertuzzo per Impegno per Bassano, perché Roberto Marin alle 15 di oggi in diretta qui su Rete Veneta ha detto: io non faccio più parte di questo gioco, ci sono come riferimento politico, ma non sarò più in consiglio comunale. Questa è la sua maggioranza. Qualcuno dell'opposizione, qualcuno della futura opposizione seduto qui ha detto: auguri Finco a governare con una maggioranza così. Lei cosa si sente di rispondere? Ma non vedo nessun tipo di problema, insomma sono persone
è un mix tra continuità e rinnovamento, ok? Quindi un giusto mix soprattutto anche per una nuova amministrazione. Sono tutte persone che conosco, dalla prima all'ultima, perché qualcuno ovviamente è stato eletto adesso, ma io le liste le ho fatte anche inserendo persone di mia conoscenza, quindi persone che conosco da un punto di vista umano e professionale. Altri sono amministratori storici che insomma Bassano li ha già testati, quindi non vedo per quale motivo io dovrei preoccuparmi, insomma, quindi, anche perché insomma, ho fatto l'alleanza 15 giorni fa in vista del ballottaggio, conoscendo bene le persone che entravano, quindi l'ho fatto con la massima trasparenza. Dopo, io sono sempre una persona che parla molto chiaro a tutti, cioè le scelte si prendono in maggioranza e se qualcuno non condivide comunque si adatta e si adegua a quelle che sono le scelte a maggioranza. Quindi il mio sarà un lavoro di metodo e quindi non pretendo che ci siano schegge impazzite, ma si condividerà sempre tutto nella logica ovviamente del fare solamente l'interesse della nostra comunità, della nostra cittadinanza. Si diceva che il sindaco Nicola Finco avrà il compito di fare sintesi fra le varie, chiamiamole così, correnti amministrative all'interno della sua maggioranza, quindi la strategia. Sarà forse un po' più complicato fare sintesi dal punto di vista politico in una maggioranza così ampia che ha il centro e invece la destra al suo interno, oppure, auguri nel senso buono della parola, dovrà inventare un nuovo centrodestra a Bassano. Sicuramente questa è una coalizione comunque di centrodestra, magari ci sono magari alcune anime, alcune più centriste, alcune più spostate verso Fratelli d'Italia, però guardate, quando si parla di amministrazione comunale poi i partiti arrivano fino a un certo punto, no? Perché alla fine si deve essere concreti, non siamo nell'arena politica romana dove tutti dicono tutto e magari spesso e volentieri poco si conclude. Qua dobbiamo ogni giorno confrontarci con quelli che sono i problemi dei nostri cittadini e della nostra comunità, quindi al di là che uno abbia un simbolo, una bandiera alle proprie spalle piuttosto che un'altra, alla fine conta sempre la concretezza e quello che fai, e penso insomma di avere all'interno del mio consiglio comunale delle persone responsabili, capaci, che non dovranno essere leali solamente nei confronti del sindaco, ma dovranno prima di tutto essere leali nei confronti della città di Bassano al Grappa. Parliamo di bandiere di partito, intanto ricordiamo ai nostri telespettatori, questa è la prima intervista di Nicola Finco come sindaco di Bassano, è qui in diretta con noi, adesso fra poco andrà a festeggiare perché sono tutti là che l'aspettano con le bottiglie in fresca. Immaginiamo che qualche momento di tensione ci sia stato, soprattutto all'inizio quando era avanti per 10 voti, 20 voti, 30 voti, ma di questo parliamo fra un minuto. Lei adesso ha anche l'onore e l'onere di essere un po' un punto di riferimento politico a livello regionale, perché in Veneto la Lega non ha fatto benissimo, Fratelli d'Italia invece ha portato a casa risultati importanti alle europee. Nelle comunali spesso ci sono stati scontri fra questi partiti e adesso lei è l'uomo a cui guarda la Lega in Veneto. Sì, io ovviamente cercherò di continuare a fare del mio meglio come ho fatto in tutti questi anni. Sicuramente il mio movimento sta attraversando un momento di difficoltà, però ricordiamoci che a livello locale ha tantissimi bravi amministratori e poi se i risultati, come ad esempio anche quello di Bassano, arrivano è perché la gente ne ha testimonianza quotidiana che dove noi amministriamo in maniera concreta, amministriamo bene, ma soprattutto abbiamo anche una rete di collegamenti, perché uno può essere anche un bravo sindaco, però se ha un problema e non ha un contatto a livello locale con gli altri amministratori, a livello regionale, a livello di ambiti, a livello locale, piuttosto che a livello statale, tantissime problematiche restano ferme. Quindi noi fortunatamente siamo ancora un movimento strutturato, abbiamo una serie di canali che possono aiutarci a superare tante difficoltà e quindi penso che soprattutto nei momenti difficili la forza di un partito, di un movimento è quello di avere una rete salda di amministratori a livello locale. Nicola Finco, oggi abbiamo visto, abbiamo seguito dato per dato, sezione per sezione, c'è stato un momento in cui avete pensato qui va a finire male? No, fortunatamente, perché avevamo tutti i nostri rappresentanti di seggio, quindi prima ancora dei dati ufficiali che venivano caricati sul sito del comune avevamo già i ritorni dei vari seggi e vedevamo insomma che le cose stavano andando bene, quindi fortunatamente l'ho vissuta anche con una sorta di tranquillità, diciamo, questa maratona elettorale. Ovviamente le emozioni sono state tante, i pensieri anche, pensieri positivi ovviamente, però ecco, insomma, è stato un pomeriggio intenso ma ricco di grandi soddisfazioni. Forse è andata meglio rispetto al primo turno, quando quei tre candidati, lei, Roberto Campagnolo e Elena Pavan, che
si giocavano 2 posti, quindi uno sarebbe stato sicuramente escluso, non è stata semplicissima da seguire fino a una certa ora. Diciamo che il primo turno lo possiamo considerare una sorta di primarie, no? Sono state le primarie del centrodestra che mi hanno premiato, dopo insomma abbiamo fatto queste alleanze in vista del ballottaggio. Solitamente i ballottaggi per il centrodestra non vanno mai bene, perché insomma storicamente vediamo che ai ballottaggi il centrodestra soffre, invece insomma noi al di là dopo dei dati dell'affluenza questo ballottaggio ci ha portato bene e quindi bene così. Bene così, da domani mattina. Domani ricordiamo per i cittadini, sa già come avverrà? No, si devono ancora comunicare a che ora verrà ufficializzata la cosa, quindi la proclamazione. Insomma, dalle prime informazioni dovrebbe essere non di primo mattino, ma insomma dalle 9 in poi negli uffici di Via Verci, ma domani sapremo ci saremo ovviamente per raccontare. Poi subito dopo Nicola Finco riceve le chiavi del municipio, va in ufficio del sindaco, si siede, dà un occhio alla città da quel bellissimo panorama e cosa fa? La prima cosa che farò è ovviamente iniziare a pensare alla nuova giunta, quindi al nuovo governo cittadino. Io sono stato chiaro con tutti fin dall'inizio, non ho promesso nulla a nessuno. Oggi io ho bisogno di 7 assessori che siano impegnati tutto il giorno sulla città di Bassano del Grappa. Li sceglierò sulla base delle competenze, delle professionalità, ma soprattutto del valore che potranno dare all'amministrazione comunale. Quindi questo è stato uno dei miei punti principali. Ovviamente poi ci focalizzeremo sulle tante problematiche cittadine e in base alle priorità inizieremo a approfondire gli argomenti e darci un metodo di lavoro. Metodo di lavoro che cosa vuol dire? Vuol dire avere un'agenda urbana, cioè il problema X lo risolvo in questi termini con X contributi in X tempo, perché ovviamente nel corso di questi anni noi abbiamo visto, no, tante idee, tanti progetti messi sul tavolo, ma poi alla fine si è concretizzato nulla. Oggi noi viviamo un periodo di ristrettezza da un punto di vista economico, quindi bisogna pensare tra le opere pubbliche, 2 opere pubbliche fondamentali. Bene, quelle sono le 2 opere pubbliche che porterà avanti questa amministrazione e ovviamente su quelle noi ci concentreremo. E poi sappiamo che oggi il grande investimento che noi dobbiamo fare è da un punto di vista sociale ed umano, cioè abbiamo comunque delle fasce fragili che meritano tutela, abbiamo tutto il problema dell'invecchiamento, abbiamo il problema comunque anche delle famiglie che hanno bisogno di servizi, ad iniziare dagli asili nido, quindi insomma carne sul fuoco ce n'è veramente tanta e un passo alla volta cercheremo di dare risposte concrete senza promettere mari e monti, ma prima cercheremo di risolvere le cose e di dare risposte, poi venderemo quello che sarà il nostro lavoro. È il momento di festeggiare, quindi? Adesso è il momento di festeggiare e insomma ci sta, no? Dopo mesi di tensioni e di campagna elettorale. Sappiamo che la stanno aspettando in piazza tantissimi sostenitori, si è radunata una certa folla, anche perché facciamo vedere questa grafica con i voti che sono stati raccolti dalla maggioranza di Nicola Finco. Allora, è un po' sintomatico della situazione che come si può dire, il socio di maggioranza, ci passi il termine il sindaco, di questa maggioranza è appunto Fratelli d'Italia con 2.297 voti e praticamente a pari con Finco sindaco per Bassano. Segue la Lega, segue Impegno per Bassano, Forza Italia e la Democrazia Cristiana che si è rivista, che si è riaffacciata nell'agone politico bassanese da poco, ma che insomma ha portato comunque il suo apporto. È una compagine molto ampia e lei prenderà spunto da questi voti, da quelli del primo turno, per poi magari definire qualche delega? Ci sarà una sorta di manuale Cencelli per dire l'assessore, il consigliere delegato, o sarà un ragionamento invece molto, come abbiamo già più prima un po' approfondito, sarà un ragionamento molto più ampio? Sentivamo Mariano Scotton diceva ad esempio: a me piacerebbe portare avanti lo sport. Andrea Zonta, qui seduto su quel posto pochi minuti fa, ha detto: certo che l'assessorato ai lavori pubblici l'ho gestito io, mi piacerebbe, e quindi immaginiamo che riceverà parecchie richieste. Mi piacerebbe, lei ha detto li conosco tutti molto bene, forse questo è quel quid di difficoltà in più nel dire magari a un amico, una persona che si conosce molto bene, Piano, non posso ridarti quella delega per motivi che
Sì, vedremo. Bisogna fare un ragionamento molto ampio, capisco le aspettative di tutti, no? Perché è normale chi si impegna, porta a casa le preferenze, giustamente anche delle aspettative. Io farei tutti i miei 15 consiglieri assessore se potessi, ma questo non è possibile, dovrò fare delle scelte, dovrò valutare se fare una giunta completamente pescando dai vari consiglieri eletti o pensare anche a qualche assessore esterno, quindi saranno valutazioni che farò nelle prossime ore, insomma, in base ai voti, in base alle professionalità, in base ovviamente anche ai profili che mi servono. Poi ci sono anche le quote rosa che bisogna considerare all'interno della giunta, quindi insomma le valutazioni da fare sono tante e insomma questo da domani insomma ci metterò la testa per questa nuova squadra di governo. A proposito di amici, ha ricevuto telefonate e messaggi insomma, immaginiamo da esponenti politici di cui ci può rivelare? Sì, mi ha chiamato il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, mi ha chiamato il Presidente della Regione Luca Zaia, tantissimi colleghi, onorevoli, senatori che conosco e ovviamente però anche tutta la mia famiglia che alla fine no, sono le persone che hanno vissuto con me questa impresa, che hanno anche tra virgolette sofferto perché comunque gli impegni sono tanti, però mi hanno sempre sostenuto e questo insomma ecco, questa è una vittoria che dedico alla mia famiglia in primis. Questa è una bella frase questa da sentire da un sindaco neoeletto, ma a proposito di famiglia, e ci perdoni se scendiamo su un campo più leggero rispetto ai temi di prima, quindi saltano le vacanze quest'anno, ci pare di capire, o riesce a incastrare comunque qualche giorno, perché Bassano non è una 500, è una macchina piuttosto grande che ha bisogno di essere messa in moto in un certo modo. Penso farò qualche giorno di vacanza, forse a settembre, però ovviamente questi primi mesi li dedico ovviamente a creare la squadra di governo e a fronteggiare quelle che sono le priorità, le problematiche principali della nostra città. Poi insomma per le vacanze insomma se ne parlerà più avanti. Siamo quasi in conclusione di questa intervista. Noi poi quando Nicola Finco si sente di dover andare dai suoi sostenitori ce lo fa capire, perché è un privilegio avere il nuovo sindaco di Bassano qui in pratica, in esclusiva e in anteprima rispetto a tutto il resto della stampa, dell'informazione bassanese e non solo. Quindi immaginiamo che ci siano tanti cittadini non solo di Bassano davanti al televisore. Finco, è stato un finale di campagna elettorale piuttosto acceso con l'opposizione, con quella che è adesso l'opposizione, ma che al tempo era il suo contendente. Scintille, problemi di vario tipo. Come si pone lei con Roberto Campagnolo adesso? Sappiamo che vi conoscete molto bene, sappiamo che il rapporto è piuttosto buono, però poi a un certo punto la politica certo, va sopra a certe cose. Ma sappiamo che insomma, le scintille ci stanno in campagna elettorale, ma dopo non sono state scintille tanto no, tra i candidati, ma spesso sono le persone che ti stanno attorno che creano magari no, dei motivi di contrasto con l'altra parte. Ieri è successo un post dove ho visto delle dichiarazioni un po' particolari, perché qualcuno nel 2024 pensa ancora che ci sia la lotta no, tra i fascisti e i comunisti, ma penso che oggi queste ideologie fortunatamente sono superate. Noi dobbiamo comunque, anche come lo dicevo prima, sono una città come Bassano, pensare alla concretezza. È inutile che facciamo ancora la guerra dei fascisti e dei comunisti, questi sono ormai termini fuori luogo. Con Roberto Campagnolo, che ho sentito prima, ovviamente lui farà la sua parte, giustamente da opposizione, però apertura insomma, al confronto, al dialogo sui vari temi, e magari ci scontreremo no, per visioni diverse, però ovviamente io ho la consapevolezza che da oggi non sono l'esponente politico di una parte e basta, ma oggi sono il sindaco di tutti i cittadini di Bassano, di quelli che mi hanno votato, di quelli che non mi hanno votato e di quelli che sono stati a casa. E quelli sono abbiamo contato prima con Andrea Viero, sono un partito vero e proprio, 20% perso in 10 anni, è un partito vero e proprio. Auguri per riportarli al voto alla prossima occasione. E inutile dire che Bassano è l'8ª città del Veneto, impredicato di diventare un capoluogo di provincia e alla ricerca di una leadership, insomma la lasciamo con questo bel fardello che però se l'è andato un po' a cercare. Ma sì, insomma è una sfida che ho accettato
veramente con molta tranquillità e insomma mettendomi a disposizione della mia comunità. Le sfide sono tante, le battaglie che dovremo fare in prossimi anni insomma le conosciamo, però insomma io sono pronto e spero di avere alle mie spalle non solamente un'amministrazione che mi sostiene, ma anche avere una cittadinanza che sulle tante iniziative e le tante battaglie sarà al mio fianco, perché lo ripeto, è una città che deve ritornare ad avere un ruolo di primo ordine che purtroppo negli ultimi anni ha perso. Benissimo. Nicola Finco, complimenti ancora Grazie. per questo risultato. Noi lo lasciamo andare dai suoi sostenitori, buon divertimento, buona festa. Grazie e ovviamente grazie a tutti i bassanesi. Poi magari ci rivediamo qui più tardi dopo la festa, così magari sarà Nicola Finco un po' più tranquillo, avrà la lingua un po' più sciolta e potremo approfondire qualche tema in più. Allora noi ringraziamo Nicola Finco per essere venuto qui in studio poco dopo l'ufficialità della sua nomina a sindaco di Bassano. Adesso noi andiamo da Vanessa Banzato che ci aspetta con Chiara Luisetto per commentare questo risultato. Buonasera Vanessa. Sì, rieccoci Ferdinando, mi trovo con la consigliera regionale PD Chiara Luisetto e si va a commentare l'esito di Bassano del Grappa, ma in realtà anche l'esito degli altri ballottaggi importanti che ci sono stati nella provincia di Vicenza. Beh, intanto l'augurio di buon lavoro al sindaco che ho ascoltato poco fa. Bassano avrà bisogno di molto lavoro, di molta passione e anche di molta competenza, anche per recuperare quell'astensionismo di cui si parlava. Sì, la battaglia è stata una battaglia politica intensa, giocata agli ultimi voti. Credo che la coalizione di centrosinistra abbia fatto davvero un buon lavoro di unità, di coesione, ed è un lavoro che non va disperso e che dovrà essere la base per una opposizione seria, concreta, per la città e per l'intero territorio. Per quanto riguarda le altre competizioni, anche Schio ha visto sconfitta la coalizione di centrosinistra, che comunque in maniera unita e unitaria ha fatto secondo me un grande lavoro, mentre a Montecchio il candidato Parise ha vinto contro Milena Cecchetto. Qui c'è una compagine variegata dove anche il centrosinistra è molto presente, quindi siamo molto contenti. E a Valdagno la vittoria di Zordan su Burtini, con una compagine insomma molto vicina ai nostri valori e che ha anche esponenti del Partito Democratico all'interno, è assolutamente positiva. Quindi è una bilancia che ha dei momenti difficili, dei momenti positivi, ma comunque nel complesso sfide importanti lavorate al meglio e costruite davvero con grande energia e passione. Ecco, allora ti ricevo la linea Ferdinando, con me c'è stata la consigliera regionale Chiara Luisetto. Grazie Vanessa, grazie anche alla tua ospite. Noi torniamo in studio dove abbiamo avuto pochi minuti fa il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, che adesso è andato in piazza a festeggiare. Noi siamo pronti con le nostre telecamere a raccogliere l'arrivo del nuovo sindaco in piazza. C'è una certa folla che si è radunata per questo momento storico di Bassano, non storico perché ha vinto Finco, ma storico perché cambia davvero la fisionomia di Bassano e cambia anche politicamente. Ne parliamo con Nicola Giangregorio, esponente di Fratelli d'Italia. Grazie per essere venuto qui in studio. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora vediamo intanto, abbiamo l'ospite qui, ma commentiamo insieme. Vediamo questa piazza che aspetta Nicola Finco, vediamo il centrodestra per una volta di nuovo riunito. Vediamo baci e abbracci. Il centrodestra che si era separato all'inizio della tornata della campagna elettorale, che si riunisce per questo risultato che non tutti si aspettavano. Ve l'eravate vista brutta, Giangregorio? Beh, più che vedersela brutta abbiamo sicuramente avuto delle perplessità e comunque non abbiamo dato per scontato nulla. La nostra campagna elettorale è stata una campagna elettorale come si faceva una volta, porta a porta. Abbiamo cercato di coinvolgere i nostri elettori che comunque al primo turno ci avevano comunque dato un mandato e comunque avevano dichiarato che questa divisione insomma non piaceva e non sarebbe piaciuta nemmeno in seguito, quindi noi ci siamo rimessi insieme, abbiamo fatto in modo di riunire il centrodestra e questo grazie a tutte le componenti politiche che si sono messe a disposizione e siamo arrivati a questo risultato che non era affatto scontato.
Questa è quella che le faccio adesso, è una domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti del centrodestra di oggi e bene o male tutti hanno risposto nello stesso modo anche durante il primo turno. Ma visto il risultato, visto come è andata il primo turno, non si poteva evitare tutto questo e andare compatti? Allora, io credo che in politica ci sono anche queste situazioni, possono essere presenti anche per come dire, creare quello che è un confronto all'interno del centrodestra. Questo confronto è stato fatto secondo me, secondo noi, in maniera virtuosa, perché comunque poi il cittadino ha espresso il suo parere. Abbiamo sempre sentito parlare di consultazioni, di coinvolgimento dei cittadini. Ecco, noi l'abbiamo fatto col primo turno, però al secondo ha prevalso quella che è la natura del centrodestra unito e quindi la forza del centrodestra unito. Adesso però c'è un po' da fare sintesi fra le varie anime del centrodestra. Abbiamo visto che la compagine che sosterrà Nicola Finco ha una forbice molto ampia che va dalla DC, che va bene, non sarà rappresentata in Consiglio Comunale, ma ha fatto il suo lavoro, e va fino a Fratelli d'Italia. È una parte dell'arco costituzionale piuttosto ampia. Nicola Finco ha il compito di fare sintesi amministrativa, ma fare sintesi politica fra forze così lontane potrebbe risultare anche difficile. Beh, questo sarà il nostro compito. Ognuno di noi si è assunto una responsabilità nel momento in cui ha accettato l'apparentamento, quindi da parte nostra non può che esserci massima disponibilità e cercheremo di fare il possibile affinché Nicola Finco possa procedere col suo mandato con una squadra coesa, forte e che porti a termine tutti gli obiettivi che ci siamo dati. Voi siete il socio di maggioranza in sostanza della coalizione di Nicola Finco, perché è la vostra la lista che ha preso più voti anche al ballottaggio. Porterete questo peso sulla bilancia o inizia una trattativa invece fra uomini di politica per sapere chi farà cosa? Noi quello che faremo e quello che credo faranno tutti quanti è mettere al servizio della città le competenze. Quindi le competenze sono legate chiaramente all'esperienza, a quello che dal punto di vista politico serve per poter amministrare bene e in maniera spedita. Questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo di tutta la maggioranza, quindi Fratelli d'Italia, al di là del peso che attualmente ha, comunque ha a disposizione, metterà a disposizione tutto quello che c'è da fare e insieme agli altri faremo sicuramente un buon lavoro. Ecco, a proposito di lavoro, qual è la prima cosa da fare a Bassano martedì mattina? Abbiamo chiesto cosa farà domani mattina Nicola Finco, prende le chiavi, apre il municipio, apre la porta, si siede sulla scrivania e... Secondo voi qual è la prima cosa da fare in quel momento? Beh, noi l'abbiamo sempre detto, anche quando eravamo diciamo, abbiamo appoggiato Elena Pavan. Secondo noi in questo momento la prima cosa da fare è riallacciare un rapporto con la città, un dialogo con la città. Secondo me la comunicazione non è stata una delle migliori e su questo secondo me è il primo passaggio che bisogna affrontare, bisogna portare avanti, perché la comunicazione è tutto, anche quando si fanno quello che è l'attività amministrativa. Se la gente non è a conoscenza, se la gente non è coinvolta, se la gente da questo punto di vista non ha un ritorno in tal senso, è chiaro che si allontana e non accetta. Sì. Poi succede quello che abbiamo visto in questa tornata elettorale, dove abbiamo perso, Bassano ha perso a conti fatti in 10 anni un 20% di elettori, che equivale a un grosso partito, perché il 20% equivale a una forza politica di grande spessore, e a questo punto si rischia che l'astensionismo diventi il primo partito a Bassano. Sì, si è superato il 50%, ma il dato è sconfortante. Tutti i nostri ospiti in queste 2 settimane hanno detto tutti la stessa cosa. Non è accettabile, mi perdoni, non è concepibile, è accettabile perché questa è la politica, quindi sì, purtroppo vuol dire che qualcosa è mancato. Sì, indubbiamente. Noi cercheremo di alimentare il voto e quindi coinvolgeremo chi ha scelto di non votare.
Devo dire anche un po', anche per l'esperienza mia di presidente di comitato di quartiere, che non è sempre facile coinvolgere le persone, a volte pur facendolo non si ha un ritorno, il ritorno che si aspetta. Però questo è un nostro compito, è il compito principale che dobbiamo mettere in campo, perché è l'unica maniera per essere veramente un'amministrazione che governa, perché dà voce ai cittadini e alla maggior parte dei cittadini. Ecco, secondo lei cosa vogliono i cittadini di Bassano adesso? Una campagna elettorale dura, a volte spietata, a tratti caratterizzata anche da colpi bassi, con divisioni, scissioni, riunioni e apparentamenti che hanno scomposto e ricomposto il centrodestra. Adesso i cittadini che già hanno dimostrato di non essere più molto innamorati della politica potrebbero dire basta, adesso per favore fate questa cosa. Secondo lei che cosa vogliono per primi? Noi teniamo sempre d'occhio la piazza, perché quando arriva poi per la festa andremo in diretta sulla piazza. Io ritengo che i cittadini vogliano un'amministrazione, comunque una politica che sappia confrontarsi senza alzare i toni, senza entrare in certe dinamiche che allontanano proprio l'elettore dalla politica e da chi fa politica. Bisogna essere in grado di portare più che attacchi proposte su cui confrontarsi, su cui chiaramente fare l'esame a 360 gradi e per poi chiaramente attivare quello che è l'amministrazione, la linea amministrativa da seguire. Ecco, i cittadini non vogliono più beghe, questo è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo evitare e faremo di tutto per farlo. Con 4 consiglieri, Andrea Zonta, Stefano Monegato, Stefano Giunta e Gianluca Petrosante, siete la forza politica più presente assieme alla lista Finco Sindaco, che ha altrettanti consiglieri. Questo vuol dire che la vostra alzata di mano è determinante in una votazione. Nicola Finco ha detto che è ancora presto, però insomma schegge impazzite non se ne vedranno, sarà sempre una cosa ecumenica che coinvolgerà sempre tutti. Avete una grande responsabilità nella bilancia di questa nuova amministrazione. Basta che il vostro gruppo esca, non sia presente, voti contro per affossare sostanzialmente una nuova amministrazione. È una grande responsabilità questa. Sì, è un'enorme responsabilità e noi abbiamo già in tutte le occasioni in cui ci siamo trovati, in cui ci siamo confrontati con Nicola, abbiamo sempre e solo portato avanti un'idea, quella di un centrodestra unito. L'abbiamo fatto anche quando abbiamo corso al primo turno. Oggi questa responsabilità è ancora più pressante, è ancora più presente e deve essere per noi, e lo è per noi, il faro di questi prossimi 5 anni. Quindi da parte nostra non ci sarà che solo disponibilità e comunque una squadra. Noi saremo parte integrante della squadra di Nicola Finco. Io le domande, quelle un po' più rognose, le anticipo perché questa potrebbe non essere del tutto semplice. Voi siete in maggioranza e dall'altra parte della barricata in minoranza siederà Elena Pavan con un'altra rappresentante della sua lista, che è la candidata che avete portato avanti come candidata sindaca. Che cosa succede quando si creano queste situazioni così piuttosto complicate? È la politica, sappiamo che è la legge della politica, però aver fatto un percorso insieme e poi questo percorso si divide, voi vincete, lei perde, anche dal punto di vista umano non è semplicissimo. Non siete automi che schiacciano un tasto sì no, siete persone che hanno vissuto un'esperienza forte come quella di una campagna elettorale. Sì. Noi abbiamo fatto una scelta di campo. A un certo punto, dopo il primo turno, per noi era sacrosanto mettersi insieme, perché comunque dall'altra parte c'era il centrosinistra. Questo discorso è valso per noi, è valso per chiunque sia apparentato. Credo che Elena
Pavan comunque, che è una persona di centrodestra, immagino e spero che condurrà la propria diciamo come consigliere di minoranza, condurrà la propria vita amministrativa seguendo questo schema, seguendo questa traccia. Per me è difficile votare, o comunque io uomo di centrodestra di Fratelli d'Italia, votare un qualcosa che comunque propone la sinistra, che possa essere ideologico o altro. Per me il centrodestra ha un'idea molto chiara, siamo ben distinti dal centrosinistra, e lei che ha fatto parte comunque della Lega, ha fatto parte comunque di una coalizione di centrodestra, non credo che possa esimersi da dare una mano anche in questo senso, anche per il futuro. Quindi possiamo ipotizzare che in alcune situazioni la maggioranza di Finco abbia tutti i suoi voti più anche qualcosa dalla minoranza, se non magari un voto contrario, un voto favorevole, un'astensione o una certa posizione, perché alla fine se è un'anima del centrodestra quello dovrà fare. Ovvio che è tutto da vedere, è fantapolitica in questo momento, però è possibile ipotizzare che sia maggioranza più 2. A questo punto la minoranza ha davvero vita difficile a Bassano, hanno lavorato compatti fino a 2 giorni prima del voto, portando tutte interrogazioni, interpellanze firmate da tutti. Adesso non è detto, onestamente più di qualcuno fa fatica a vedere Elena Pavan che si confronta con Roberto Campagnolo per scrivere assieme un'interpellanza per chiedere come sta andando un progetto. Sì, io auspico che sia così, che vada così, anche perché vedo difficile che Campagnolo possa condividere con Elena Pavan dopo aver comunque fatto una campagna elettorale che è stata abbastanza forte nei riguardi di Elena Pavan, quindi effettivamente non è che adesso... La interrompo perché andiamo in piazza, è arrivato Nicola Finco in piazza, mi perdoni ma è un momento questo da raccontare. Vediamo Andrea Viero, Isabella Dotto che abbraccia Nicola Finco, c'è Mariano Scotton, c'è Morena Martini, vediamo tutte le anime del centrodestra che salutano Nicola Finco, visibilmente emozionato. Ecco, sentite gli applausi. Ci pareva di vederlo accompagnato da Alberto Stefani, se qualcuno ci conferma. Sì, c'era anche Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, che in pratica conferma quello che abbiamo detto sull'importanza di questo risultato. Vediamo che si sta avvicinando il nostro microfono a Nicola Finco. E allora? Allora Nicola Finco, che effetto le fa questa piazza oggi? Beh, un effetto strepitoso, è stata una campagna elettorale lunghissima, tosta anche sotto molti aspetti, ma insomma l'importante è aver portato a casa il risultato, un risultato importante che dedico ovviamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Si sentiva che parlavo in questo o lungo ero percorso, un pensiero particolare ovviamente alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. E adesso è ora di mettersi a lavorare, insomma un lavoro con impegno. La prima cosa che dico è che ovviamente sarò il sindaco di tutti, di quelli che mi hanno votato, ma anche e soprattutto di quelli che non sono andati a votare, di quelli che hanno votato dall'altra parte. Bassano è l'8ª città del Veneto, una delle città più belle del nostro territorio, ma ha bisogno ovviamente di un rilancio importante, quindi insomma io sono pronto e adesso spero un passo alla volta di iniziare un percorso nuovo di rilancio di questa nostra città. Emozionato, Tanto, perché guardi, per chi fa politica penso che la cosa più bella sia arrivare ad amministrare il proprio comune e soprattutto quando si arriva ad amministrare la propria città, una città come la nostra, ti riempie ovviamente di pensieri, di responsabilità, ma ti dà anche tante soddisfazioni, quindi io sono pronto per la mia città e speriamo insomma un passo alla volta di rilanciarla come merita. Senta, il proprio comune che lasciando il Consiglio regionale, la vicepresidenza del Consiglio regionale. Ah sì, è un ruolo che lascio dopo 14 anni, però sono veramente felice di venire nella mia città a portare il mio contributo assieme a tante persone che mi hanno supportato e sostenuto e che sicuramente insomma mi daranno una mano a rilanciare Bassano del Grappa. Ecco, ha detto il testa a testa nel pomeriggio. Ma molto tranquillamente, perché fortunatamente avevamo tanti rappresentanti di seggio, di lista scusate, e quindi insomma avevamo i dati in tempi reali e insomma il risultato è arrivato, quindi bene. Ecco, ha detto una campagna lunga, complicata, la destra disunita al primo turno, unita al ballottaggio. Sì, diciamo che il primo turno sono state una sorta di primarie, no? Che mi hanno dato ovviamente la responsabilità
possibilità di arrivare al ballottaggio, poi abbiamo avuto la capacità di ricompattare il centrodestra, tutti quanti abbiamo lavorato per l'obiettivo e il risultato, adesso è arrivato, che solitamente sappiamo benissimo durante i ballottaggi per il centrodestra è sempre difficile, invece noi il ballottaggio l'abbiamo portato a casa e quindi penso che sia un ulteriore segno di responsabilità ma anche di fiducia che i cittadini ci hanno dato. È stato un momento particolarmente difficile oggi? No, sinceramente no. Insomma, è emozionante ma non difficile. Perché prima si diceva con Alberto Stefani 3 settimane fa, qualcuno diceva che era addirittura fuori dal ballottaggio. Nella campagna elettorale è un momento complesso, l'avete visto? Ma sì, sicuramente all'inizio tutti mi davano per terzo, quarto, dove vai a farti male, stai a casa, anzi continua il tuo ruolo in regione che stai 100 volte meglio. Io ci ho sempre creduto perché sentivo insomma la forza dei miei concittadini, la gente che mi sosteneva, non ho mai mollato, facendo una campagna elettorale molto, diciamo, alla vecchia maniera, quindi girando i quartieri, parlando con tantissime persone, realtà sociali e imprenditoriali, e alla fine vediamo che il vecchio sistema funziona sempre. Questa bassa affluenza alle urne. Ma la bassa affluenza purtroppo è un dato che stiamo registrando negli ultimi anni, non solamente a Bassano ma in tutto il territorio. Sicuramente la politica ha una responsabilità, però diciamo che la disaffezione è sintomo anche insomma, di uno status sociale sempre più lontano dall'istituzione. Ovviamente il dovere di un sindaco è quello di fare il possibile per avvicinare i cittadini alla propria comunità, al proprio ente pubblico, però ovviamente poi dall'altra parte ci devono essere anche i cittadini interessati alla cosa pubblica, quindi mettendosi insomma, in prima linea, capendo quali sono le scelte amministrative e magari dando anche il loro contributo, perché è facile lamentarsi sempre, però ogni tanto bisognerebbe anche dire ma mi impegno in prima persona per migliorare la mia città, quindi ci sono tanti metodi per farlo. Non siamo più in campagna elettorale, adesso il sindaco di Bassano una promessa che si sente oggi di dire insomma. Ma che sarò un sindaco H24, la mia porta sarà sempre aperta a tutti i cittadini e quindi cercherò insomma di fare un lavoro come ho sempre fatto nel corso di questi 14 anni, con il contatto diretto con le tante realtà sociali, imprenditoriali e economiche della nostra città. Quali le priorità per Bassano? Beh, le priorità in primis c'è tutta la tematica legata al mondo del sociale, quindi abbiamo il problema degli anziani, abbiamo il problema comunque delle famiglie, della bassa natalità, abbiamo dimezzato i nati negli ultimi 10 anni, quindi sicuramente la mia sarà un'attenzione particolare a tutto il sistema famiglia. E poi abbiamo il tema delle grandi opere pubbliche, però siamo anche consapevoli che non abbiamo risorse infinite, quindi ci daremo delle priorità, quindi saranno 1 o 2 opere pubbliche da realizzare durante il nostro mandato, ma ovviamente sarà un mandato dove si lavorerà con metodo, quindi non annunci, ma quindi cose concrete, pragmatiche, studiate, e poi una volta che i risultati arriveranno poi ci penseremo noi poi a venderli ai cittadini, ma prima ovviamente ci penso a fare un lavoro attento nei confronti della mia comunità. Mi dicono che passato a salutare sua mamma. Sì, per forza, sono passato a salutare la mamma, a casa avevo tutta la famiglia, quindi mia moglie e i 2 gemelli e insomma adesso arriva il bello. Tanti insomma qua ad aspettarla stasera. Sì, mi fa piacere perché insomma le feste di piazza raramente le ho viste e vedere comunque una comunità che si è stretta attorno a me anche in questo momento è un bel segnale insomma, che mi riempie di responsabilità e di orgoglio, ma mi dà anche una grande spinta. Un messaggio al suo avversario? Il mio avversario ovviamente rispetto a lui, tutta la compagine che l'ha sostenuto, da parte nostra ci sarà la volontà di condividere quelle che saranno le nostre tematiche programmatiche e di crescita della città, dopo loro faranno la loro parte come è giusto che sia, però insomma cercheremo sempre di mantenere un dialogo costruttivo anche con l'opposizione. Andiamo avanti, restiamo in collegamento con la piazza. Tante le persone che sono arrivate qui in Piazza Libertà per congratularsi con Nicola Finco, insomma adesso inizia una nuova avventura. Chiedo anche a Alberto Stefani di avvicinarsi, insomma, inizia una nuova avventura e dirà addio a Venezia. Sì, è una nuova avventura, nei prossimi giorni ovviamente mi dimetterò da consigliere regionale e mi impegnerò qua nella mia città, ovviamente il mio primo pensiero sarà nel costruire la nuova giunta comunale, cercherò ovviamente persone che si dedicheranno H24 alla città, ma soprattutto cercherò anche dei profili in base ovviamente alle deleghe che andrò ad assegnare. Quindi capisco le ambizioni di tante persone, perché ovviamente tutti coloro che si impegnano in prima linea puntano ad avere un assessorato, non posso fare 15 assessori, però insomma punto molto nel lavoro di squadra e penso che tutti ovviamente condivideranno questa strategia. Quando ci sarà la giunta secondo lei? Ma spero nel giro di una settimana, 10 giorni.
Una campagna elettorale a Bassano sicuramente non facile, con questo centrodestra che si è presentato disunito. Non facile, ma il risultato finale è quello che conta, un risultato che è frutto di un grande lavoro, soprattutto di Nicola, perché noi ci siamo visti spesso in questi mesi, non è stata assolutamente una sfida facile, è stata una sfida vinta grazie al coraggio e alla passione per la politica. E sono messaggi importanti, soprattutto in un momento storico come questo. Questo apparentamento con Fratelli d'Italia, questa squadra che porta dentro anche impegno per Bassano, quindi la lista civica di Roberto Marin, che frutti porterà a Bassano secondo lei? Scusa, non ho capito. Beh, sicuramente quello di avere un centrodestra compatto che si è coagulato attorno alla figura di Nicola. Voglio però ricordare che Nicola è arrivato al ballottaggio con le sue forze al secondo turno e quindi è stata una cosa molto importante perché ha dimostrato che in quel momento i cittadini bassanesi si sono fidati di lui e io conosco quanto sia importante che una comunità si fidi del proprio candidato sindaco e del proprio sindaco successivamente. Io ringrazio anche Alberto Stefani della segreteria regionale della Lega, lascio per il momento Nicola Finco ai festeggiamenti, ovviamente continueremo a seguirlo in questa lunga serata, adesso immagino che andrà su in sala consigliare. Sì, in sala consigliare cercherò di bere un bicchiere d'acqua perché... Io ho visto arrivare, no, guardi mi scusi, ma ho visto arrivare scatoloni di vino per i festeggiamenti. Più tardi. Per il momento la linea torna allo studio, vi richiederemo ovviamente il collegamento non appena Nicola Finco entrerà in municipio per accompagnarlo nella sua salita fino alla sala consigliare. Di questa giornata, l'ingresso di Nicola Finco in municipio e le celebrazioni prima e i festeggiamenti poi, c'è da capire dove e come si festeggia, però un risultato così ovviamente va festeggiato. A Nicola Giangregorio, nostro ospite, chiediamo prima di salutarlo, insomma tutto quello che abbiamo detto qui con lei su Nicola Finco è stato confermato in pratica da quello che ci ha detto il nuovo sindaco di Bassano, che vediamo abbracciare Andrea Zonta in piazza. Mi conferma? Sì, è stato tutto confermato da quello che ha detto non poi. ci siamo messi d'accordo prima, ma era la nostra linea, la linea nel momento in cui abbiamo intrapreso l'apparentamento e comunque anche, come ho detto all'inizio, quando siamo partiti con Elena Pavan, comunque le nostre idee sono idee condivise, sono idee di centrodestra e non era molto difficile apparentarsi, insomma, e mettersi insieme. Noi ringraziamo Nicola Giangregorio, grazie per essere venuto qui con noi. Adesso torniamo a vedere la piazza per capire cosa succede oggi, come prosegue questa importante giornata. In bocca al lupo per tutto, grazie ancora. Grazie, buonasera a tutti. Allora, noi torniamo in diretta, ma la domanda è, lo chiedo alla regia, se vogliamo restare, anzi andiamo in pubblicità subito, allora poi torniamo e vediamo l'ingresso di Finco in municipio.